Rieccoci dopo la pubblicità per la seconda parte di Primus Inter Pares, appuntamento sempre del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Nella seconda parte, come avevo già accennato, avremo ospite il primo dirigente della Polizia Stradale di Padova, Gianfranco Martorano. Buonasera, grazie di essere venuto qui con noi. Ai vostri telespettatori. E quindi parleremo di tutto quello che succede sulle strade qui nel Padovano, poi lui è stato anche dirigente nel Veneto, dunque sentiremo com'è la situazione. Intanto io inizio sempre con i miei ospiti, la prima domanda che faccio a tutti: come va? In generale la domanda così, tanto per rompere il ghiaccio, capito? Per una chiacchierata diciamo così. che non ci annoiamo, ecco, questo non ci annoiamo, abbiamo il nostro impegno quotidiano, ma lo facciamo con serenità e con professionalità. Ah beh, questo sicuramente, se io intendevo in generale nella sua vita, così se va tutto bene, insomma, poi grazie. al giorno d'oggi tra il Covid, tra questo, tra quell'altro, ci sono abbiamo passato anche qui miliardi di problemi, quindi così. Senta, io inizierei a chiacchierare con lei un attimino per vedere una grafica con gli incidenti del 2022 per quanto riguarda la città di Padova. Allora, se la regia mi è di aiuto, così poi iniziamo qui ad analizzare. Dunque, gli incidenti del 2022 sono stati 537 incidenti, l'anno prima erano stati 610, quindi meno. Di questi 512 con danni alle sole cose, 313 con feriti, 12 mortali e 15 persone decedute. C'è il dato dice che c'è una leggera diminuzione. È tutto giusto questo? Tutto giusto, tengo solo a precisare che questi sono dati relativi ai soli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale. Beh, ovvio, stiamo parlando, infatti il titolo Polizia Stradale. Sì, infatti, ovviamente per avere il quadro generale e completo vanno sommati a questi gli incidenti rilevati dalle altre forze di polizia, dai carabinieri e dalle polizie locali. Beh, sicuramente al di là di tutto il fatto, diciamo che come chiave di lettura è un trend. Non avendo ovviamente altri dati inerenti al totale degli incidenti, il fatto per quanto riguarda la polizia stradale dicono che questi dati sono diminuiti, insomma, su questo è un trend, i trend normalmente sono attendibili. Quindi se è così per la polizia, molto probabilmente sarà così anche per... Ritengo proprio di sì. Ma perché sono diminuite? Perché c'è maggior severità da parte delle istituzioni nei controlli, ovviamente nel modo di seguire gli automobilisti e tant'altro? Il termine severità onestamente non mi esalta. Lei? Diciamo sicuramente l'impegno di tutti, l'impegno corale delle forze di polizia, ma di tutte le strutture istituzionali, probabilmente noi speriamo, siamo fiduciosi che porti anche a questo risultato. Quello che ci interessa è la sensibilizzazione alla problematica della sicurezza stradale, quindi che elevi anche il livello di responsabilità dei conducenti della provincia padovana e del Veneto in generale. Ecco, senta, ma al di là di tutto, allora ripartiamo. La polizia quanto è impegnata giornalmente, la polizia stradale di Padova? Quanti effettivi ci sono realmente in strada che ci lavorano? Guardi, giorno e notte, sì, noi siamo impegnati sulle 24 ore, ovviamente la Polizia Stradale ha un'elezione, un controllo privilegiato sulle principali arterie, a cominciare dalle autostrade del Veneto alle principali arterie di collegamento. Quindi abbiamo pattuglie sulle 24 ore, abbiamo personale impegnato 24 ore al giorno appunto per questo obiettivo che è la prevenzione. Sì, ma quante macchine sono fuori? Sono all'incirca una decina di pattuglie al giorno, quotidianamente, sulle 24 ore. Ecco, e quando queste 10 pattuglie al giorno sono strategicamente preparate, cioè voi dite oggi seguiremo quella zona, domani quell'altra, questa notte quell'altra, cioè viene fatto un piano giornaliero, settimanale, come viene programmato il lavoro? Sì, ci sono dei piani grafici che vengono coordinati a livello regionale, abbiamo un coordinamento regionale che a sua volta prende le disposizioni da un coordinamento nazionale. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è una macchina complessa però abbastanza strutturata che appunto dà delle linee guida che poi vengono a cascata diramate dalla regione e nella singola provincia. Quindi noi abbiamo dei piani di vigilanza che sono fissi, sono stabiliti, quindi ripeto, la priorità assoluta per quello che riguarda la polizia stradale è la tratta autostradale, quindi la tratta autostradale è vigilata 24 ore su 24 perché ovviamente sono le tratte a maggior volume di traffico che devono essere maggiormente attenzionate e bisogna avere una risposta pronta ed immediata, anche perché ricordo che in ambito autostradale
agisce in esclusiva in base a regole e convenzioni previste a livello statale, la polizia stradale. Per dire, in ambito autostradale non c'è l'intervento della polizia locale piuttosto che della Guardia di Finanza o dei Carabinieri. Dipende tutto dalla polizia stradale. Dipende, è un onere tutto a carico della polizia stradale per convenzioni ministeriali con le società concessionarie. Senta, e quando succede qualche emergenza l'uscita arriva da altre vetture oppure sono comprese nelle 10 che mi diceva prima? Cioè succede un'emergenza, un incidente, qualcosa, facciamo un esempio, il pullman che è caduto ieri, che oggi per fortuna gli abitanti che erano tutti stranieri sono ripartiti e sono ritornati, eccolo qui, guarda, stiamo vedendo anche le immagini. È stata un'emergenza, quindi lì chi esce in questo caso? Allora, è ovvio che il primo intervento viene fatto dalle pattuglie già sul territorio, quindi quelle famose pattuglie programmate sono quelle che fanno il primo intervento. Quella più vicino praticamente. Assolutamente sì. E poi c'è comunque una maglia a livello regionale, per cui in caso di... tenga presente, su quell'incidente è intervenuta per prima la pattuglia di Rovigo, quindi dalla provincia di Rovigo, siccome erano su quella tratta, sono intervenute per prime. Siamo andati subito di sopporto da Padova con unità aggiuntive, quindi anche personale che non era impiegato in quel momento ma è stato chiamato in servizio per intervenire. C'è stato l'ausilio delle pattuglie di Venezia perché avevamo il traffico ha una dinamica molto fluida, è simile a quella dei fluidi, per cui quando c'è un blocco in un dato posto le ripercussioni sono a monte e a valle, quindi anche a monte del traffico bloccato, quindi in questo caso a est del traffico bloccato nella zona di Venezia si è registrato un forte rallentamento che ha impegnato le unità veneziane, quindi c'è un lavoro a maglia a livello regionale, ripeto, con un coordinamento anche nazionale. Nel caso di emergenza come questo arrivano dei rinforzi definiamoli tali e quindi non va a intaccare il lavoro che stanno facendo già le altre autovetture sul territorio. Senta Martorano, succede che ovviamente, adesso voglio entrare nei particolari perché molte cose ovviamente, andiamo a vedere intanto le contravvenzioni che sono state fatte nel 2022. Avete preso tanti soldi nel 2022? Beh, diciamo intanto un concetto base, la battuta è centratissima perché è quello che immediatamente percepisce l'utente finale. La polizia stradale non ha contezza e gestione dei proventi contravvenzionali, quindi a queste violazioni sono connesse delle sanzioni pecuniarie, quindi dei soldi da pagare, che però non vede la polizia stradale. Va nelle entrate generali dello Stato, è ovvio. Devono pagare tramite bollettini. Assolutamente, e quindi non è assolutamente un parametro, insomma, per intenderci. Mai nessuno mi ha chiesto quanto ho incassato quest'anno, mi chiedono il numero delle violazioni, la tipologia delle violazioni, perché abbiamo degli obiettivi connessi a quelli che sono... No, ma quello va già nel bilancio, cioè il bilancio comunale c'è il bilancio delle sanzioni che vengono date per quanto riguarda la polizia locale, nel nazionale c'è per quanto riguarda la polizia stradale oppure tant'altro. Allora sono state 16.746 violazioni, 332 patenti ritirate con oltre 13.000 punti decurtati, quasi 4.000 sanzioni per eccesso di velocità, tante, 800 volte mancato utilizzo delle cinture e 412 volte utilizzo di apparecchi elettronici, quindi il telefonino, il famoso telefonino che incide in maniera, credo, più delle 412 volte che sono stati multati in determinate situazioni. Assolutamente, anche perché è una violazione difficile da riscontrare e da contestare, perché ma il bello che capita a tutti, perché anche a me capita a tutti, bisognerebbe far sì che la tecnologia moderna, nel momento in cui tu sali in automobile il telefono non funzioni più, oppure puoi solo ricevere tramite il comando dell'automobile. Diciamo che la tecnologia ci ha aiutato pure tantissimo. rientrare dalla grafica, grazie regia. La tecnologia ci ha aiutato tantissimo anche in questo, perché appunto tutti i dispositivi viva voce ormai sono avanzatissimi e entrano automaticamente in funzione nella maggior parte delle autovetture senza arrivare a quelle di alta gamma, quindi già il dispositivo viva voce ci aiuta tantissimo, i tasti al volante, riusciamo ad aprire e chiudere la conversazione anche con i tasti sul volante senza doverci distrarre. Il problema vero è che ormai non si parla più di un telefonino, ma si parla di un supporto dal quale riusciamo e facciamo di tutto, dal consultare i social, da avere i rapporti con la nostra banca, cioè è un dispositivo che ci consente tantissime cose, però ci distrae molto se lo utilizziamo alla guida. Guardi, io ricordo un fatto personale molti anni fa, ero
una strada secondaria, un l'argine, insomma, praticamente qui di Padova, che è molto stretto. Mi è venuto da dare un colpo, un starnuto, è molto violento. Nel chiudere gli occhi dello starnuto naturale, se non sono bravo esco e vado in canale, cioè voglio dire, su una stupidaggine, però basta poco, insomma, in automobile per questo. Ma ci ritorniamo ogni modo sui telefonini, perché voglio ritornare anche su tante altre cose per quanto riguarda le cinture di sicurezza, però le chiedo, per esempio, voi organizzate ovviamente dei posti di blocco nelle serate del venerdì, del sabato, quando ci sono molti ragazzi. Quando nascono questi modi di organizzare questi blocchi serali? E domanda secondaria, perché nascono per me così pochi? Cioè, io vedrei molti più controlli serali, perché credo sia una delle cose che si potrebbe attenuare un attimino la sicurezza e il comportamento di certi giovani o non, che si comportano in maniera sregolare nel bere e nel tant'altro. Domanda, perché così pochi? Allora, assolutamente non sono pochi. Intanto consideri che il controllo... Quanti sono? Adesso le interrompo. Adesso le spiego. Qui a Padova, in città, la cintura padovana, sono una alla settimana forse? Allora, noi effettuiamo il controllo sulla condizione psicofisica del conducente sulle 24 ore, 365 giorni all'anno. Ogni nostra unità ha a bordo l'etilometro, quindi facciamo i controlli anche la mattina alle 8 e riscontriamo i positivi. Ma scusa, io parlavo quelle delle sere dove ci sono molte autovetture, non una sola. È ovvio che quindi anche tutti i fine settimana c'è un controllo basico, un controllo fatto dalle unità presenti sul territorio. Dopodiché vengono organizzate delle giornate specifiche, ecco, anche là l'input e il coordinamento è nazionale, poi regionale a cascata, anche con coordinamento a livello provinciale. Non può decidere lei, nelle strategie di dire oggi sul territorio c'è bisogno di questo questa settimana, arriva l'input sempre dall'alto? Assolutamente, è ovvio che io sono il sensore provinciale, quindi sono io che rappresento qual è l'esigenza, però abbiamo una pianificazione, ripeto, che va a cascata. Noi abbiamo delle operazioni definite alto impatto che prevedono che venga perseguito lo stesso obiettivo sul livello nazionale, e tenga presente che questi obiettivi nazionali vengono coordinati e concordati anche a livello europeo. Noi abbiamo dei network di polizia stradale europeo, l'acronimo è TISPOL, quindi sono le polizie stradali europee, che hanno delle giornate e delle settimane in cui perseguono lo stesso obiettivo a livello europeo, per cui abbiamo questo tipo di coordinamento, e sono quelle le giornate dedicate ai controlli più massicci. Quando li effettuiamo noi, lo effettuano in tutta Italia e li effettuano anche a livello europeo, quindi è questa la logica, ripeto, una logica che è nazionale ed anche europea, cioè fare le operazioni massicce, cioè in contemporanea in tutta Europa, per seguire quell'obiettivo, che può essere le cinture di sicurezza, che può essere la velocità, che può essere il controllo degli autobus, con questo tipo di strategia. È ovvio che a livello locale, ad esempio, il coordinamento presente è quello del prefetto e del questore, che dove ravvisano delle necessità ci chiedono di organizzare questi servizi, quindi sono molteplici le attivazioni del nostro servizio. Io sono d'accordo, le rifaccio una domanda, tutto giusto quello, sì. Io intendevo solo quelle notturne del venerdì o del sabato sera. Decidete, faccio un esempio, nella zona Ponte di Brenta, che ne so, o Brusegana, metta dove vuole lei, di fare un controllo massiccio. Tu passi, vedi che ci sono 3 o 4 pattuglie della polizia, c'è il furgoncino, ci sono vari controlli. Queste disposizioni di questo modo di lavorare viene deciso ovviamente da lei o dal prefetto o dal questore, giusto? Sì. Ecco, e ogni quanto succede questo controllo? Succede una volta tot al mese, una volta a random? C'è un piano di programmazione, sono ovviamente servizi molto complessi, per cui le chiedo scusa, dipende anche dal fattore che ci devono essere impiegate molte persone, ci sono dei costi che aumentano, cioè dipende da cosa. Ma più che il costo è la complessità organizzativa, per cui per organizzare servizi molto complessi e strutturati c'è bisogno di tempistiche adeguate. E quindi viene fatto una volta
Ma quelli che le dico io, cioè quelli massicci, diciamo, un paio di volte al mese. Un paio di volte al mese. No, volevo sapere appunto quando venivano e come venivano organizzati questi tipi di controlli, perché sicuramente sono controlli che ogni volta che noi usciamo e vediamo e ci date i dati, vediamo che sono dei dati molto consistenti di persone che non corrono in regola, insomma, specialmente di giovani dopo la discoteca e tant'altro, insomma. Quindi... E quello che riusciamo a notare, che riesco a notare io, che ho esperienze su tutto il territorio nazionale, perché ho lavorato in 8 regioni in Italia e in 11 province, quindi ho un quadro già mio personale di tutto il territorio, ma lo notano al centro che le province quali ad esempio Padova e Treviso hanno delle percentuali di positivi all'alcol notevolmente superiori alla media. Questo è un dato che può essere interessante da farci delle domande. No, sicuramente se oggi i ragazzi bevono di più, insomma, questo è un dato che è inconfutabile, cioè oggi ce ne sono e c'è un modo di vivere molto... Io, guardi, mentre una volta nella mia età quantomeno a mezzanotte si andava a letto, ora a mezzanotte inizia la vita, quindi è cambiato completamente il modo di vivere dei giovani, giusto o sbagliato che esso sia. Senta, Martorano, quando succedono degli episodi, faccio un esempio. Oggi ci sono i monopattini che sono un pericolo pubblico, sono di competenza anche vostra, cioè se una pattuglia vede un monopattino irregolare, non regolare, e in città può intervenire? Sì, assolutamente. La Polizia di Stato in generale e la Polizia Stradale come specialità della Polizia di Stato ha competenza sul controllo di tutta la normativa in generale, quindi su tutto il codice della strada, quindi ovviamente anche sul monopattino che finalmente è stato disciplinato. Comunque. Sì, deve essere imparato, deve essere disciplinato da chi lo usa, perché lì è tutto... No, volevo sapere ma prima non era normato l'uso, quindi prima era completamente... No, è vero, ma lì è una cosa che ne vedo di tutti i colori, 2 sul monopattino corrono in una maniera indecorosa, qualcuno lo trucca, corre più forte di un altro, quindi anche qui ogni modo potete intervenire, potete prendere le sanzioni come giusto sia. Assolutamente. Senta, secondo lei, Martorano, le strade di Padova e provincia sono sicure o c'è da lavorarci dietro? Qui qualcuno, ovviamente qui deve entrare la regione, chi di competenza, insomma. Faccio un esempio, la statale del Santo, che è una statale altamente pericolosa, dove ci sono ovviamente i limiti di velocità, dove non ci si può superare, dove c'è un traffico intenso, soprattutto anche di mezzi pesanti. E lì si può fare qualcosa sotto l'aspetto di controllo da parte vostra, o io credo sia prima una cosa da sistemare, da mettere un guardrail, da allargarla? Ho fatto un esempio di una strada che ha ad alto volume e intensità di traffico. Guardi, anche lì, avendo un parametro nazionale, le posso assicurare che in provincia di Padova e in Veneto abbiamo una infrastruttura stradale di buon livello. C'è un buon livello di manutenzione, un buon livello di efficienza. Quello che sarebbe da verificare è il rapporto al volume di traffico, perché abbiamo anche volumi di traffico notevolmente superiori alla media nazionale, soprattutto per quello che riguarda il trasporto delle merci. Abbiamo notevole traffico di merci, quindi di mezzi pesanti, anche in attraversamento della provincia nonché della regione. Sto pensando ad esempio alla statale Romea, che è una delle strade statali più trafficate e con probabilmente il tasso di incidenti più alti d'Italia. Quindi un problema di sicurezza è dato anche dalla capacità dell'arteria a mantenere e contenere un volume di traffico superiore. Però il livello di efficienza e di efficientamento, quindi il lavoro che fanno gli enti proprietari, si può considerare adeguato. È ovvio che tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. Teniamo presente che anche la normativa di sicurezza sulle caratteristiche costruttive delle strade e dei sistemi accessori, quali ad esempio i guardrail, è in continua evoluzione, quindi tutto, ripeto, è migliorabile. C'è un articolo, io le ho detto perché leggo i dati, dunque la ricerca è stata fatta rapida ovviamente. In un mese sulla strada del Santo, la 308, Padova-Castelfranco, tanto per capirci, ci sono stati 5 incidenti frontali, il 28 novembre, il 2, il 7, l'11 e il 23 dicembre. Parlo in un mese, dunque, tutti con feriti molto gravi e il blocco per ore della circolazione. Ecco, lì ovviamente in questo caso la polizia stradale non può fare nulla, però lì può intervenire e segnalare a chi di dovere,
ovviamente agli organi regionali, comunali, provinciali, che quella è una strada ad alto rischio e bisogna fare qualcosa, perché quella è davvero una strada. E le faccio questa domanda, comandante, perché nessuno si muove in tal senso per fare qualcosa, perché dicono che non ci sono soldi, però lì è di una gravità davvero incredibile. E aggiungo, non so se lei ricorda, Corso Australia, tutte la varie tangenziali di Padova, una volta non c'erano ovviamente i guardrail e succedevano degli incidenti davvero gravissimi. Poi col guardrail quantomeno sono molto diminuiti. Ecco, la polizia non è, ripeto, responsabilità, ma può dire a chi di dovere: guardate che quella è una strada pericolosa, bisogna fare così e colà, oppure no, la polizia stradale fa solo il suo e il proprio dovere? Ma guardi, non so se la domanda l'ho posta in maniera giusta. No, l'ha posta in maniera perfetta. La polizia stradale già tra i suoi compiti, lo prevede il codice della strada, il controllo dell'uso corretto della strada, quindi anche della correttezza dal punto di vista della tecnica costruttiva, della traiettoria in curva, delle pendenze. Quindi noi facciamo un controllo anche dell'efficienza della segnaletica, Il problema della strada che lei ha segnalato, lei mi ha parlato di strada pericolosa, io non la considero affatto una strada pericolosa. Pericolosi sono i conducenti, perché quella è una strada che ha determinate caratteristiche costruttive, che prevede il rispetto di determinate norme di comportamento. Mi spiego meglio. Il problema è chi fa il sorpasso azzardato. Lei ha parlato di incidenti frontali. Sì. L'incidente frontale vuol dire che qualcuno si trova dove non doveva essere, cioè sul lato opposto della sua carreggiata, perché evidentemente sta effettuando un sorpasso. Il sorpasso è una delle manovre più difficili tecnicamente e più pericolose, perché nella manovra di sorpasso devo calibrare e calcolare la velocità del mio veicolo, la velocità del veicolo che mi precede, la velocità del veicolo che mi segue e la velocità del veicolo che sta venendo incontro a me. Certo, lei è stato molto bravo, ha visto il bicchiere mezzo pieno da una parte o mezzo vuoto da quell'altra. È tutto giusto quello che dice il comandante, però è anche vero che sa benissimo che le regole e le leggi vengono fatte perché il cittadino, il conducente in questo caso, non rispetta quello che dovrebbe rispettare. Il monopattino non è un esempio pratico ed è normale che se ci sono delle possibilità di scappatoie uno va fuori e fa delle cose irregolari, però le faccio un esempio: se c'è il guardarai non lo fa più. È chiaro che il suo ragionamento è corretto ed è perfetto, perché lei mi dice se uno sorpassa è già lì commette una infrazione che non dovrebbe commettere, però purtroppo la guida dell'italiano è questa e quindi molte cose nella vita in generale vanno fatte in funzione del comportamento dell'uomo. Ecco, la domanda era appunto nel comportamento dell'uomo, che molte volte non è corretto. Si può fare qualcosa per eliminare che succedano incidenti sempre per colpa dell'uomo? Guardi, per avere la strada perfetta dovremmo avere una strada per ogni conducente, allora non avremmo assolutamente incidenti. Siccome dobbiamo condividere degli spazi, si tratta di spazi, è il conducente che deve adeguarsi allo spazio esistente. Tenga presente che sono stati fatti lavori importanti sulla 307, sulla 308 di ampliamento. È ovvio che se fossero delle autostrade, quindi strade a unica carreggiata per ogni senso di marcia, sicuramente si eviterebbero completamente gli incidenti, questo è ovvio, ma al momento è il conducente che deve adeguarsi alla struttura. Sono d'accordo, su questo non era proprio perché il conducente non si adegua alla struttura, oppure è una struttura molto debole come struttura e andrebbe quantomeno sistemata sotto l'aspetto sicurezza e sotto l'aspetto anche di viabilità. È il rapporto al volume di traffico. In realtà quello che veramente fa la differenza è che sia proporzionata al volume di traffico che va a percorrere, quello è il concetto. Però quindi, io faccio il bastian contrario, però da questo punto di vista la polizia non può segnalare nulla, perché non può dire in quella strada c'è un pericolo, mettiamo un autovelox perché c'è alta velocità, perché nel suo ragionamento mi può dire è sempre l'utente che deve rispettare quello che c'è da rispettare, perché il cartello vai a 50 all'ora c'è, allora perché viene messa la telecamera se c'è già il cartello? Quello viene fatto per rendere efficace un'attività di controllo. E io le chiedo di mettere un guardrail per rendere efficace una strada che può essere pericolosa. Ma non ci sono le misure necessarie, cioè per poter mettere il guardrail come sulle altre arterie dovrebbe essere raddoppiata la sede stradale. Non deve mettere lei, chi di dovere ha capito. Ripeto, la normativa sulle caratteristiche costruttive delle strade è una normativa tecnica molto stringente, ma è anche una normativa di sicurezza, cioè mettere un guardrail su una strada con una corsia limitata di larghezza
non è tecnicamente possibile, perché sarebbe andremo a fare qualcosa di ancora più pericoloso. Perfetto, io ricordo sempre il Corso Australia e tant'altro le tangenziali sono state senza guardarai per anni, poi e ci stavano benissimo, poi sono state messe e via scorrendo. Ripeto, non è compito, io chiedevo solo se la polizia ha il dovere di segnalare alle autorità politiche o di chi dirige quel tratto di strada che lì ci andrebbe determinato. Noi non dialoghiamo con l'autorità politica, ma dialoghiamo con gli enti proprietari, cioè è costante il rapporto tra l'organo di controllo, quindi le forze di polizia, e gli enti proprietari. Quindi noi, come dicevo, lo prevede il codice della strada, tutto quello che facciamo noi è previsto dalle norme, quindi noi dialoghiamo costantemente con gli enti proprietari delle strade. Bene, andiamo in pubblicità, poi tante domande, per una volta faccio io delle domande, di solito se mi fermano per la strada me le fa la polizia, questa volta è un piacere essere stati invitati per questo motivo. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi tante altre cose da chiedere, rimanete con noi tra poco.